Ancora una big per mettere di più alla prova questo gruppo a sfidare la seconda squadra di Palermo tra le protagoniste di inizio stagione. Amici di Sportisli, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santissima Trinità e Geraci Athletic Palermo. Siamo nella sesta giornata del girone A di eccellenza siciliana. Geraci che finisce un percorso in cui ha affrontato le big di questo campionato. Nella scorsa settimana il 2-1 subito per mano della Nissa, in cui poteva meritare di più, così come nelle altre partite giocate. Qui a Geraci Siculo, nel Borgo delle Madonie, arriva l'Athletic Palermo, reduce della prima sconfitta stagionale, il 3-2 a sfavore contro la Pro Favara, porta i nero-rosa al rischiatto questa domenica contro l'ultima in classifica. Le due formazioni Geraci in maglia e pantaloncini bianchi, il 3-5-2 di Gaetano Mirto, 4 novità rispetto a settimana scorsa. Barbagallo in porta, in difesa da destra verso sinistra Lopizzo, Bressan e Gusso, a centrocampo Coco, Giovagnoli, Pettenon, Bonamaison e Pare Bianco. La coppia d'attacco è composta da Rudogna e Guadagnoli. A disposizione in panchina, oltre a Macalus, il secondo portiere, ci sono Zafonti, Cardin, Abdelazim, Obbonda, Balsano, Gonzales, Sapienza e Fernandez. Risponde l'Athletic Palermo in maglia e pantaloncini neri, il 4-3-3 di Vincenzo Giannusa. Sono 3 i cambi rispetto alla scorsa settimana. Ragone in porta, in difesa Gianmarco Corsino, Punzi, Giuliano e Birardi, a centrocampo Mendola, Consiglio e Mustacciolo. In attacco il tridente formato da Graziano, Manfred e Caronia. Di Maria è il secondo portiere in panchina. Poi a disposizione ci sono Amorello, Antona, Pucci, Mario Alberto Santana, Gancitano, Nicolò Corsino, Mercanti e Alaimo. L'arbitro di questo pomeriggio è Flavio Bertolino della sezione di Trapani, assistito da Francesco Camarda, anche lui della sezione di Trapani. L'altro assistente Luigi Ditta di Marsala. Leggero fresco a Geraci Siculo, tutti comodi. Inizia Geraci Athletic Palermo con il primo possesso per la squadra madonita. Subito perso il recupero dell'Athletic, si cercava in avanti i movimenti di Consiglio, ma nulla da fare. Athletic Palermo che si trova nelle parti alte della classifica. Fino a settimane fa ha condiviso il primato con la Nissa. La sconfitta contro la Pro Favara ha avuto lo slancio per la formazione di Nicolò Terranova. Il distacco alla vetta del girone A di eccellenza. Adesso si cerca di ritrovare la vittoria. Stanno iniziando ovviamente anche le altre partite nel corso del pomeriggio. Ieri l'anticipo, Accademia Trapani Don Carlo Misilmeri finito 1-1. Questo pomeriggio Aspra Mazzara, Casteldaccia, Folgore Castelvetrano, Mazzara 46 Nissa, Marineo Super Giovane Castelbuono, Pro Favara Castellammare e Unitas Sciacca Fulgatore. L'Athletic ha guadagnato questo calcio di punizione con la battuta affidata a Punzi. Pallone profondo, lo stop di petto, il tiro al volo, pallone sul fondo. L'opportunità voluta dalla squadra di Giannusa con Giuliano. Per quanto riguarda invece la questione indisponibili, sono tanti in casa Geraci, su tutti Ignasi e Albanese, poi anche Cigno, Valor, Conate, Trepiano e Bonanno. Lato Athletic soltanto Fricano, oltre a Mondino, infortunato sin dalla fase precampionato. Colpo di testa di Coco all'indietro per Barbagallo, risolve così il Geraci. Adesso cerca di avanzare sulla fascia. Situazione girata tutta sul lato mancino con Pane Bianco. L'attacco di Gianmarco Corsino che ha costretto il Geraci a ripartire da dietro. Il recupero dell'Athletic, la giocata
che però non ha prodotto risultati, e allora la squadra di Mirto prova a sterzare, poi il cross in mezzo, non è allontanato ancora una volta da Punzi. Il recupero di Caronia, cade giù il contrasto con Giovagnoli, la rimessa laterale battuta dalla Geraci. Pettenon, rientrato da un piccolo stop e entrato nel finale di partita contro la Nissa, torna oggi regolarmente dal primo minuto. Le novità di formazione in casa Geraci sono l'inserimento di Coco a destra. A Caltanissetta è stato utilizzato Pizzoli, tra l'altro in un modulo A4. Oggi Mirto torna al 3-5-2. Come abbiamo accennato, il ritorno in linea mediana di Pettenon, il ritorno a sinistra di Panebianco con Ogbonda che va in panchina. In attacco Guadagnoli preferito a Fernandez. Lato Athletic invece c'è il ritorno di Mustacciolo a centrocampo, il ritorno sulla fascia di sinistra da parte di Birardi e il ritorno nel tridente d'attacco da parte di Graziano. Calcio d'angolo proprio per l'Athletic Palermo. Alla battuta Caronia, pallone messo dentro, colpo di testa, salvataggio sulla linea. Ci stava per riprovare la squadra di Giannusa a un passo dal vantaggio. Subito brividi nella zona di Barbagallo. Pettenon a lanciare Guadagnoli, Punzi prima di lui, si ritorna dietro da Aragone. Gianmarco Corsino, sterzata, poi il contrasto con Bonamaison e rimessa laterale per il Geraci. Panebianco non subisce fallo secondo l'arbitro Guadagnoli, poi Pettenon tocca per ultimo, occhio a Punzi, colpo di testa per Ragone con Guadagnoli in agguato. Il lancio lungo di Birardi, la prende Lopizio, Pettenon gira su Bartolo Coco, Rudogna è rimessa laterale per l'Athletic. Attacco provato a centrocampo, poi il possesso di Mustacciolo, scambio rapido voluto dalla squadra di Giannusa, si riparte dalla difesa, ancora Birardi, lancio lunghissimo verso la zona coperta da Manfred, tutto da rifare. Brescian, Coco mette giù in ritardo Giovagnoli, il cambio di gioco a cercare il Panebianco, ottimissimo l'anticipo di Gianmarco Corsino, colpo di testa in tuffo a mettere fuori. Panebianco alla battuta di questa rimessa laterale, è lunga a cercare la testa di Guadagnoli, è facile però per Ragone. Tanti presenti come al solito qui alla Santissima Trinità di Geraci Siculo, pallone preso da Bonamaison, non punta la porta, poi cambia tutto, Birardi fa ripartire l'Athletic, forse poteva essere sfruttata meglio questa opportunità, questo possesso da parte del Geraci. Bonamaison sempre verso l'esterno, Panebianco chiama il pallone, sempre presente Gianmarco Corsino a proteggere contro Bonamaison, poi subisce fallo l'ex Palermo in Serie D, calcio di punizione per l'Athletic.
Sì, è stato uno dei protagonisti della rinascita del club rosanero, ma quella stagione fu praticamente infortunato per tutta la stagione. In squadra insieme a lui c'era anche Luigi Mendola e soprattutto Mario Alberto Santana. Che anche oggi parte dalla panchina. Fallo subito da Guadagnoli. Calcio di punizione stavolta per il Geraci, battuto dietro da Gusso. Pettenon. Sale Bressan, difensore centrale, ma praticamente il capocannoniere del Geraci, con 2 gol contro Accademia Trapani e Don Carlo Misilmeri. Questo per quanto riguarda il discorso campionato. Mendola non trova il compagno, allora Lopizio. Pettenon gira in difesa da Pedro Gusso. Troppo lungo il passaggio per Cocco, colpo di testa di Birardi, triplo rimpallo praticamente sul terzino dell'Athletic. Si prende questa rimessa laterale il Geraci. Questa posizione interessante. Rimessa lunga, Guadagnoli di testa a tentare il colpo. Gusso, colpo di petto un po' ad allungare troppo il pallone, allora riparte l'Athletic quasi in contropiede. Monfrey salgono in 2, pallone allargato, Graziano punta la porta, il tiro bloccato da Bressan nel momento giusto. Allora Mustacciolo, cross intercettato da Bonamaison, insiste l'Athletic Palermo. Mustacciolo si ferma, torna dietro. Gianmarco Corsino ad ingannare Guadagnoli, non vince però il rimpallo contro Bonamaison. Guadagnoli, il recupero di Mustacciolo, Pro Favara avanti 1-0 contro il Castellammare, il gol di Ficarrotta all'8° minuto. Continua la squadra di Giannusa, stavolta dall'altro lato senza prendersi il fallo qui. E allora ancora Pettenon, spazio per Bonamaison, spazio per il Geraci. Nel frattempo sale Panebianco a sinistra, Geraci che però resta lì. Gusso, eccolo Panebianco che rientra verso l'interno. Panebianco al limite, il pallone viene riconquistato dall'Athletic. Lancio lungo di Graziano nella zona di nessuno. Il pallone era indirizzato per Caronia, che chiede al compagno più calma per la prossima volta. Bressan, le finte di Giovagnoli. Lopizio senza paura, il classe 2006, lancio lungo, Rudonia, l'aggancio al volo, Rudonia, la traversa incredibile di Roy Rudonia, aveva fatto tutto alla grande davanti Ragone, ha colpito la traversa piena Geraci, incredibilmente vicino al vantaggio, ma continua a giocare la squadra di Mirto. Giovagnoli, passaggio al limite, il tiro rasoterra uscito da Rudonia, ma che occasione ha avuto lo sloveno. Qui il dribbling, l'avanzata di Caronia, sempre in contropiede l'Athletic, che va ancora sulla fascia verso il centro, fermato regolarmente Manfred. Da parte di Lopizio, l'intervento in difesa da una parte all'altra, subito bella partita al Santissima Trinità. Panebianco, pallone in mezzo in diagonale, mette fuori Punzi e rimessa. Ancora echeggia la traversa di Rudonia. Panebianco, eccolo qui Rudonia. Ancora Panebianco contro 2, Gianmarco Corsino da terra la protegge, pallone sotto le gambe di entrambi, poi Panebianco se la porta fuori. Anche se
L'arbitro concede la rimessa laterale al Geraci. Gusso, cross respinto. Pettinon in marcatura su Manfred. Possesso Athletic, Birardi troppo sugli avversari questo passaggio. Vantaggio del Mazzara a Misilmeri contro l'Aspra. Il gol di Lentini. Aspra 0, Mazzara 1. Pettinon, il tocco di Bonamaison 1-2. Il tiro in gol del Geraci, ha segnato Agustin Bonamaison, il vantaggio dei Madoniti con il primo gol in maglia Geraci di Agustin Bonamaison. La traversa di Lutonia. Adesso il gol della squadra di casa a battere il Ragone, il gol di Agustin Bonamaison. In festa l'intero Santissima Trinità, il gol, il quarto in eccellenza da parte di Agustin Bonamaison, il primo con la maglia del Geraci. A maggior ragione l'Atletica adesso vuole riscatto per questo quarto gol subito nelle ultime due. Colpo di testa all'indietro di Bressan, Barbagallo ad anticipare Graziano. Pane bianco, scatta il passaggio per Bonamaison. È arrivato sui piedi questo pallone. È finito fuori però. Nissa avanti in casa della Mazzara 46. 46-0, Nissa 1, Pettinon scivolata. Interrompere tutto da parte di Mendola, lanciato Guadagnoli. La presa di Ragone. Chiede aiuto Punzi. Lancio lungo verso Graziano. Barbagallo. Guadagnoli non la prende di testa, poi Rudonia viene anticipato. Il tiro di Guadagnoli. Centrale per Ragone. Lancio in profondità, Caronia gioca a centrocampo l'Athletic, Consiglio si muove, Gianmarco Corsino, ancora Corsino per Consiglio, gira un po' così questo pallone, lo va a toccare Coco e allora riparte il Geraci con Giovagnoli. Bonamaison, l'autore del gol dell'1-0. Messa nell'angolino più lontano quando si è ritrovato face to face con Ragone. Pane bianco, traversone poi compreso dai compagni, ribadisce Coco in mezzo, Guadagnoli di testa non la prende, recupera l'Athletic a lanciare in profondità. La corsa di Graziano e Gusso si prende anche la rimessa laterale.
Rudonia sfortunato nello stop del pallone. Corsino alla rimessa laterale, lotta ancora Manfred. Giuliano attaccato da Guadagnoli, ancora profondo il pallone per gli attaccanti, in questo caso sempre Caronia. Di testa Giuliano, la prende Giovagnoli, poi cade il centrocampista del Geraci, la riprende però Caronia, ribadisce Coco nel cambio di gioco della squadra di Mirto, nel passaggio di Pane Bianco verso Bonamaison a puntare i punti, ancora Bonamaison trova il varco ma non Rudonia, lo voleva più internamente il compagno. Rudonia ha attaccato alla profondità. Manfred, Caronia, punta Coco, Caronia va dietro, riparte così tutto l'Athletic. Corsino, i movimenti senza palla da parte di Mustacciolo e un altro passaggio in difesa. Non ci sono idee qui, tant'è che si va di nuovo da Corsino che a sua volta torna nella linea di centrali composta da Punzi e Giuliano. Poi l'attacco di Guadagnoli è soltanto rimessa laterale. Birardi, Coco a fermare il possesso dell'Athletic, colpo di testa di Consiglio, adesso c'è quello di Giovagnoli, non ci sono compagni però, con Guadagnoli troppo in avanti, pareggio dell'Aspra contro il Mazzara, il gol di Marrone, il tiro da fuori, traversa incredibile di Mendola, Barbagallo. Una traversa per parte, prima quella di Rudonia, adesso quella di Mendola, soltanto che in mezzo c'è stato il gol di Bonamaison. Chance Athletic, la prima della partita. Pete non verso Rudonia, aggancio ma fuori. Consiglio di prima, la sponda cercata per Caronia, Mustacciolo, sale anche Corsino, si va però sulla fascia mancina, il tiro al volo sul fondo da parte di Consiglio, si rende più pericoloso l'Athletic Palermo. Prima la traversa da lontano di Mendola, adesso l'occasione avuta da Consiglio. Qualche parola da parte dell'arbitro a Corsino nella marcatura degli avversari, l'aggancio voluto da Guadagnoli proprio contro Gianmarco Corsino. Guadagnoli va verso l'interno, il tiro centrale per Ragone. Abbastanza prevedibile la traiettoria prodotta dal giocatore del Geraci. Altra punizione per l'Athletic.
Consiglio Manfred, sponda dietro Caronia, l'intercetto di Lopizio che in qualche modo fa arrivare il pallone ai compagni, ma Mustacciolo lo strappa per farlo riconquistare all'Athletic. Birardi, Ragone. Sale Mustacciolo in mezzo a tantissimi avversari, contrasto regolare con Bonamaison che recupera, Pettenon spazza, forse la soluzione migliore in quella circostanza. Birardi batte, Mendola, chiusura del Geraci, Manfred, il recupero dei Madoniti, poi risolve tutto Manfred, si ritrova a centrocampo, superata ormai la metà di questo primo tempo, decide sempre al momento il gol di Bonamaison. Adesso Pane Bianco, Pettenon, Gusso fa scorrere il pallone, Pane Bianco, sale il Geraci all'improvviso in velocità, Pane Bianco dentro l'area deve trovare una soluzione, la copertura di Puzzi, che soltanto con la presenza fisica ha interrotto questa azione di ripartenza del Geraci. Rudonia, palleggio, non è fortunato, anche se poi i compagni lo aiutano anche con questa conquista della punizione. Sale il Geraci, Bonamaison allarga per Pane Bianco, cross, tutto dall'altro lato, l'appoggio al limite, c'è stato tutto tranne il tiro. Lopizio, grandissima girata del 2006, poi il cross di Cocco, non trova nessuno, è stato anche un po' debole, occhio alla prateria per Graziano, Graziano entra in area contro Barbagallo, scivolata evitata, ma la presa di Barbagallo mette fine a questa azione. Non c'era praticamente nessuno se non Graziano da quel lato poco fa. Bressan, Gusso, ancora Bressan, la girata di Giovagnoli, sale il Geraci, Pane Bianco, pallone in mezzo, Punzi, recupero falloso della squadra di Mirto, nuovo calcio di punizione. Situazione tranquilla a bordo campo, entrambi gli allenatori, Mirto da una parte, Giannusa dall'altra, cercano di trovare soluzioni alternative rispetto a quello che si è visto in campo fino a questo momento, per rinforzare o risolvere qualcosa che
non è andato per il verso giusto. Rudonia, il passaggio per Giovagnoli, va col mancino, calcia a sfiorare un grandissimo gol Nicolás Giovagnoli. C'è il Geraci. Corsino, Bressan a chinare la testa. Ancora Bressan, Rudonia, lo scambio rapido con Giovagnoli e poi Punzi, fondamentale, con Guadagnoli che era già scattato, aspettava soltanto il pallone per poi andare davanti Ragone. Punzi importante qui. Nuova sponda per il Geraci. Nuova salita per Bonamaison, c'è anche Pane Bianco. Ancora Corsino. Sempre Pane Bianco alla battuta dietro da Gusso. Bonamaison, Gusso, largo, Pettenon, il tiro! Pallone fuori, non c'è deviazione. C'è comunque un'altra occasione per il Geraci. Il tiro di Leo Pettenon. Birardi, un po' così, ma efficace per Corsino, finta su Bonamaison e poi l'apertura a cambiare tutto di Mustacciolo, la presa di Barbagallo. Pettenon nota l'arrivo degli avversari, si rifugia da Barbagallo che non riesce a servire uno dei suoi. Mustacciolo direttamente su Bonamaison. Appoggio Corsino, un po' troppo tardi nel passarla qui. Pane Bianco, Corsino recupera e riapre. Caronia, Birardi, Mendola fermato da Coco. Sale piano piano l'Athletic. Manfred, sempre Coco, Caronia, riesce il passaggio. Mustacciolo, Barbagallo. Il vantaggio del Marineo contro la super giovane Castelbuono. Alla mezz'ora il gol di De Luca. Marineo 1, super giovane 0. Risultato un po' a sorpresa. Super giovane, unica squadra ancora imbattuta in questo campionato. Punzi giù nel vuoto. Rudonia, aggancio non perfetto, Manfred, Pettenon, quasi completata la Veronica. Manfred ci prova anche lui e conquista il calcio di punizione.
La battuta affidata a Consiglio, ci sarà il cross, vedremo. Sì, secondo palo Barbagallo. Doppietta per De Luca, raddoppio del Marineo sulla super giovane. 2-0 al Conte. Pane bianco sale. Gira. Buona Mason, Pane bianco sullo stretto, si infila Pane bianco, cross basso, deviazione. Pallone mantenuto in vita da Aragone. Tanto così dal concedere il calcio d'angolo al Geraci. Poco più di 10 alla fine del primo tempo, più eventuale recupero. Birardi, triangolo che funziona per l'Athletic. Allora il cross in mezzo di Mendola, la chiusura di Bressan in calcio d'angolo, in scivolata. Battuta corta, il cross, si lamenta un tocco con il braccio, non c'è nulla per Bertolino. E allora corner dove c'è Caronia a battere. Ancora corto, Consiglio, cross morbido, Manfred palo, fuori gioco. Manfred stava per fare un gol bellissimo, palo ma posizione di fuorigioco. Sarebbe stato il secondo legno per l'Athletic Palermo, il terzo nel corso di questo match. Ricordiamo la traversa di Rudonia davanti Ragone, poi il gol del Geraci, a rispondere la traversa di Mendola. Corsino si gira bene, Mustacciolo, l'attacco di Rudonia, c'è anche quello di Bonamaison senza fallo. Spallata di Giovagnoli, possesso perso dal Geraci però. Altro recupero dei Madoniti, ancora Roy Rudonia, sponda voluta da Guadagnoli, poi la scivolata a recuperare Coco, passaggio dietro, c'è Bonamaison, sempre da Pane Bianco a sfidare Corsino, lo supera, c'è il cross da parte dell'ex Trapani, il colpo di testa cercato da Rudonia, anticipato di poco. Lo piccio, Coco voleva girarla, si è ritrovato all'improvviso l'avversario. Manfred, ostacolato da Bressan, lamenta un fallo l'Athletic, nulla secondo l'arbitro. Ancora la squadra di Mirto a tenere il pallone. Pane Bianco, Pettenon dietro da Gusso. Ancora Pettenon, la voleva Rudonia, si gira Guadagnoli, il tiro Ragone. Si distende e poi la fa sua. Altra occasione per il Geraci. Vuole sempre di più questo gol Guadagnoli. L'intercetto di Pettenon, Corsino non lo evita ancora Pettenon allarga il piazzato centrale di Bonamaison che spreca così il raddoppio per il Geraci. Athletic che sta subendo tanto, ha difficoltà a creare là davanti. Geraci che però non sta facendo la bella figura contro una big soltanto oggi. Per esempio contro l'Accademia Trapani ha dominato un'intera partita e poi
ha perso 2-1 subendo 2 tiri in porta. Adesso Pane Bianco supera quasi 3 in prospettiva. Rudonia non va con il passaggio di prima intenzione. Il tocco di Gusto, il recupero di Giovagnoli, va a terra, c'è il fallo conquistato dall'argentino. Certo, il Geraci è stato sfortunato, come abbiamo accennato nel corso delle scorse partite. Con il Misilmeri vinceva anche 1-0, poi è stato recuperato nel tempo oltre il 90°. Vedremo un po' come andrà a finire oggi. Punizione per la squadra di Mirto. Il solito Antonio Pane Bianco, uno solo in barriera, ovvero Caronia. Parte Pane Bianco, in mezzo si cerca sempre Bresciano in queste situazioni. Guadagnoli si tira su se stesso perché non si ritrova il pallone, poi d'esterno gira dietro da Cocco. Il lancio verso Pane Bianco, contrasto contro Mustacciolo, giù il giocatore del Geraci, calcio di punizione. Il fallo di Mustacciolo. L'anno scorso tra Marineo e Cus Palermo non si è salvato al play-out con la Leonfortese. Quest'anno si è trasferito qui all'Athletic Palermo, che riparte adesso con Caronia. Difficile il dribbling, mette avanti il pallone, è un regalo per Cocco. Rudonia, stop di petto, colpo di testa dietro, l'arrivo di Mustacciolo a terra con Rudonia che poi alzano le mani. I due. Rudonia ha lamentato la gamba tesa da parte dell'avversario. Si chiariscono i due con il batticinque. Pettenon, passaggio su Mendola, Punzi, il recupero del Geraci, Pane Bianco, Guadagnoli dietro, gira tutto Giovagnoli, Cocco, Giovagnoli, cross morbido quasi da fermo a cercare Guadagnoli, fermato però l'attaccante del Geraci. Barbagallo lungo, fermato Rudonia, Corsino, il passaggio voluto da Graziano, lamenta il fallo Bonamaisen, gira tutto Consiglio, dall'altro lato Caronia, Consiglio, passaggi sullo stretto, ancora il servizio in profondità verso Graziano, prima Barbagallo, azione uscita benissimo all'Athletic, ma pallone sul portiere.
Lo Piccio a spazzare fuori. E fallo, sì, ma bisogna ribattere la rimessa laterale, stavolta nel modo corretto. C'è il cambio, rimessa. Barbagallo, sempre verso Guadagnoli, prima Punzi, Ragone. Mendola, fermato da Cocco, il Geraci si prende la rimessa, vicini al tempo di recupero, vedremo quanto farà aggiungere l'arbitro da giocare ai 22 in campo. Il Geraci continua nella sua manovra. Lo Piccio, il tacco di Rudonia, se la chiama Ragone. Finisce qui il primo tempo, addirittura con 5 secondi d'anticipo. Geraci avanti 1-0. Sta decidendo il gol di Bonamaison dopo la traversa incredibile colpita da Rudonia. Atletica che ha risposto con una traversa colpita da Luigi Mendola. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo, sempre qui in diretta dalla Santissima Trinità. Una partita totalmente diversa da quella casalinga con Marineo e al cospetto di una squadra molto forte, quindi sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi e in tutte e due le fasi. Hanno fatto bene, hanno avuto l'atteggiamento, l'aggressività che piace a me. E certo il problema del gol c'è, non posso dire che hai torto perché il problema del gol c'è, ci stiamo lavorando. Chiaramente gli attaccanti per primi ne soffrono di questa cosa, però non è un problema decisivo. L'importante è che la squadra abbia l'equilibrio giusto per affrontare il campionato. Per il resto troveremo le soluzioni per fare qualche gol in più perché in effetti ce n'è bisogno. Giustamente la fiducia arriva solo con i gol, però per trovare i gol bisogna avere la cattiveria. Ci sono state delle situazioni molto interessanti che se fossero state accompagnate da una cattiveria giusta sarebbero state dei gol. Loro hanno tutta la mia fiducia, sia Terranova che Ganci e Vassallo, per cui devono stare molto tranquilli che i gol arriveranno. È chiaro che se siamo un po' più cattivi e ci crediamo per primi noi, arriveranno prima. Mi sono piaciuti Mannino e Ganci, che hanno dato una scossa emotiva sia alla squadra sia ai ragazzi che poi sono subentrati, perché si va capendo che tutti siamo importanti, che tutti possiamo giocare e che nessuno è tagliato fuori nella mia rosa, quindi in allenamento devono essere pronti perché da un momento all'altro tocca a loro. Oggi è toccato a Ganci e Mannino e sono veramente molto soddisfatto di come hanno risposto. Non dimentichiamo che avevamo 5 under in campo. Queste sono le partite più facili da preparare perché Pro Favara è una squadra fortissima, accreditata a vincere il campionato. Noi andiamo là a giocare la nostra partita, a pesare il nostro valore con grande tranquillità, sapendo che i favori del pronostico sono tutti dalla loro parte. Nell'arco dei 90 minuti penso che il risultato di pareggio sia il risultato corretto. Sembrava una sfida Davide contro Golia, bastava guardare gli organici e i giocatori blasonati e di categoria superiore che annoverava lo Sciacca contro un Castellammare che ha schierato sin dall'inizio 5 under, per cui dico, sembrava una sfida impari. L'inizio della partita lo Sciacca è partita scombattuto, poi noi abbiamo preso le misure e devo dire che nel secondo tempo la squadra è anche uscita bene. È la classica partita che potevamo vincere e potevamo perdere, perché abbiamo avuto anche noi le nostre brave occasioni. Alla fine va bene il punto, in queste partite è meglio sempre non perdere e muovere la classifica.
Dispiace non aver potuto approfittare di alcune occasioni per battere questo organico così importante qual è lo Sciacca e raggiungere la vittoria casalinga, però per non di meno, ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi è importante muovere sempre la classifica. Poi nel percorso di crescita devo dire che oggi la squadra ha dimostrato grande compattezza, ha giocato con grinta, con ardore agonistico, ha giocato devo dire alla pari contro lo Sciacca perché non ho visto nessuna supremazia territoriale particolare, magari un passesso di palla maggiore dello Sciacca, ma non ricordo grandissime parate del nostro portiere, quindi alla fine dei 90 minuti accettiamo di buon grado il pareggio. Secondo me Concialdi andava espulso prima perché aveva fatto un fallo analogo a quello per cui ha avuto la seconda ammonizione, quindi poteva andare fuori prima e a quel punto, avendo più tempo a disposizione, potevamo anche, diciamo, insidiare maggiormente la portata dello Sciacca. La posta era in palio molto alta, noi venivamo dalla sconfitta di Casteldacce e volevamo ripartire per raggiungere il nostro obiettivo. Lo Sciacca aveva cambiato in settimana l'allenatore e voleva, appunto, dopo la sconfitta interna con l'Atletico di Palermo, ha cercato di ottenere la posta in palio piena, però quando due squadre vogliono vincere alla fine poi ne viene fuori un pareggio che secondo me è il risultato corretto, ci consente di raggiungere quota 6 come ho detto e rispetto a quelle che sono le nostre ambizioni di classifica devo dire che siamo assolutamente in linea con i programmi. Ora arrivano le sfide difficili, quasi proibitive, domenica andiamo a Favara e quindi cercheremo di onorare l'impegno sapendo di trovare davanti una vera e propria corazzata. Mister Bognanni, parto col dirle che la Super Giovane Castelbuono oggi ha dominato la gara andando poche volte in difficoltà, però soprattutto i primi due gol sono nati con una cosa che lei chiede molto, il recupero alto. Sì, oggi abbiamo fatto una buona partita, i ragazzi stanno lavorando bene, già venivamo da un percorso abbastanza importante, stiamo lavorando sotto tutti i punti di vista. Oggi la squadra ha fatto di nuovo un'altra grande prestazione, abbiamo giocato mercoledì, a distanza di 3 giorni abbiamo ripetuto un'altra buona prestazione. I ragazzi lavorano, c'è un bel gruppo, lo dico sempre, c'è una bella intesa, la società è unita, non ci fa mancare niente e oggi i 2 gol sono nati su un pressing altissimo, noi facciamo una pressione altissima perché sappiamo come fare, i ragazzi lavorano bene, lavorano tanto anche a livello fisico, se c'è da fare una corsa in più per il compagno la fanno e poi dentro il campo si trovano a meraviglia. Ripartiamo da qui, oggi sapevamo che affrontavamo un buon avversario, un avversario allenato bene, un avversario che ha come noi l'obiettivo della salvezza. I primi 35 minuti sono stati spettacolari, abbiamo costruito tanto, poi abbiamo rischiato su una ripartenza, ma la squadra poi subito ha ripreso il gioco, ha macinato il gioco, abbiamo fatto il primo gol, il secondo tempo poi abbiamo raddoppiato e da lì la partita è andata in discesa. Ripartiamo da qui, non abbiamo fatto niente, dobbiamo lavorare con umiltà perché abbiamo tutti sempre da dimostrare giorno dopo giorno e cerchiamo di lottare partita dopo partita. Prossima partita contro il Marineo, mister, ci sarà lo stesso approccio che ha visto oggi contro l'Aspra? Ma noi abbiamo un'identità, noi giochiamo in casa, giochiamo fuori casa, ci alleniamo sempre in un campo lontano da Castelbuono, giochiamo sempre in un campo lontano da Castelbuono, quindi non è un problema per noi in casa o fuori casa. Noi abbiamo la nostra identità, andiamo a giocare alti, andiamo a prenderli, abbiamo le nostre uscite, lavoriamo nella fase di possesso, nella fase di non possesso, durante le transizioni, quindi qualsiasi avversario noi cercheremo di fare la nostra partita, sempre rispettando tutti. Sappiamo che è un campionato difficile, sappiamo che dobbiamo salvarci, quindi già anche testa alla prossima partita perché, ripeto, il Marineo è una buona squadra, ha giocatori di categoria e sappiamo che dobbiamo andare a fare una battaglia sportiva. Grazie mister Bognanni, in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi e un applauso soprattutto anche ai tifosi della Super Giovane Castelbuono che stanno facendo un po' di sacrifici, che vengono a vederci qua a Geraci, però ci spingono, ci stanno vicino. E poi la società che non ci fa mancare niente è i ragazzi. I ragazzi, i complimenti vanno a loro perché lavorano tanto e hanno tanta voglia e determinazione. Sono qui con l'Ehonel Javier Belecco. Oggi hai fatto un grande recupero alto, come chiede molto spesso mister Bognanni, e si è andato a segnare, anche complice l'errore da parte del portiere Demiere, però il tiro era veramente forte. Emozionato dopo il gol? Certo, sì, era bisogno di fare gol e di finire una partita con gol, di tanto sacrificio che stavo facendo, mi meritavo fare i gol e oggi è arrivato, quindi sono felice.
Supergiovane Castelbuono, unica squadra imbattuta in tutte le 2 competizioni del girone A. Come te lo spieghi questo? Il sacrificio di ogni giorno, di ogni settimana, però dobbiamo essere calmi che ancora non abbiamo fatto niente. Passo passo, piano piano, come diciamo in Argentina. Prossima sfida contro il Marineo, come si approccerà questa gara secondo te? Niente. Ora riposare, pensare in questi 2 giorni di fare un buon riposo, quando si entra si penserà in questa partita, però come sempre dobbiamo vincere. Raffaele Palazzo, difensore centrale dell'Aspra. Raffaele, giovane Castelbuono che è riuscita oggi a battervi, però voi in alcune circostanze avete sfiorato anche il vantaggio con dei passaggi in profondità verso Marrone e verso Gio che in alcune occasioni sono stati pericolosi. Tanto ci sono da fare i complimenti a questa squadra, al Castelbuono, perché ha espresso un ottimo calcio. Poi nel loro momento migliore, dove noi ancora dovevamo prendere le misure, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni da gol nette, dove magari facendo gol la partita possibilmente poteva cambiare, magari no, perché poi giustamente è fatta da episodi. Poi giustamente a 1 minuto dal termine del primo tempo abbiamo beccato un gol che si poteva, secondo me, un po' evitare, anche se riuscivamo a stare un po' più attenti. Diciamo questo gol alla fine ci ha un po' tagliato le gambe. Poi nel secondo tempo eravamo convinti di riuscire comunque a mantenere la partita, però poi subito a freddo abbiamo ripreso il secondo gol su un errore che abbiamo fatto e quindi un po' la partita poi diciamo è cambiata. Ci sono stati tanti episodi che secondo me dal punto di vista arbitrale potevano essere condotti in maniera un po' diversa. Abbiamo subito così tante ammonizioni che secondo me alcune erano ingiuste, anche la mia nei primi minuti non mi è sembrato un fallo comunque da ammonizione, però giustamente è inutile parlare degli arbitri. Il calcio è fatto di questo, adesso ci costa soltanto allenarci, cercare di rientrare con la testa, perché giustamente subire una sconfitta così pesante è sempre brutto e quindi niente, testa alla settimana per lavorare, che già la domenica ci aspetta una partita importante.
Inizia il secondo tempo di Geraci Athletic Palermo 1-0. Dopo i primi 45 minuti sta decidendo la sfida del Santissima Trinità. Il gol di Bonamaison. Il Geraci prima aveva colpito una traversa con Rudonia, poi la rete dell'1-0, occasione Athletic per pareggiare con la traversa di Mendola. Poi il Geraci ha avuto diverse chance per raddoppiare. Qui il tiro da fuori controllato da Barbagallo, calciato da Consiglio. Facciamo un recap delle due formazioni scese in campo, nessun cambio durante l'intervallo. Geraci con il 3-5-2, Barbagallo in porta, Lopizzo, Bressan e Gusso in difesa, Coco, Giovagnoli, Pettenon, Bonamaison e Pane Bianco a centrocampo, Rudonia e Guadagnoli in attacco. In panchina a disposizione Macaluso per la porta, poi Zaffonti, Cardin, Abdelazim, Ogbonda, Balsano, Gonzales, Sapienza e Fernandes. Risponde l'Athletic con il 4-3-3. Ragone in porta, Gianmarco Corsino, Punzi, Giuliano e Birardi in difesa. A centrocampo Mendola, Consiglio e Mustacciolo. In attacco Graziano, Manfred e Caronia. Di Maria, il secondo portiere, in panchina. A disposizione poi ci sono Amorello, Antona, Pucci, Mario Alberto Santana, Gancitano, Nicolò Corsino, Mercanti e Alaimo. L'arbitro è Flavio Bertolino della sezione di Trapani, assistito da Francesco Camarda, anche lui della sezione di Trapani. Il secondo assistente è Luigi Ditta della sezione di Marsala. Facciamo anche un recap dei parziali degli altri campi di eccellenza siciliana girone A. Siamo nel corso della sesta giornata. Ieri l'anticipo 1-1 tra Accademia Trapani e Don Carlo Misilmeri. Questo pomeriggio, oltre a Geraci Athletic, c'è Aspra Mazzara 1-1 al vantaggio esterno di Lentini. Ha risposto il pareggio di Marrone. Folgore Castelvetrano avanti a Casteldaccia, sta decidendo il gol di Altieri. Vantaggio esterno anche della Nissa a Mazzara del Vallo contro il Mazzara 46, la rete di Agodiac. 2-0 sorpresa del Marineo sullo super giovane Castelbuono, la doppietta di De Luca. Pro Favara avanti sul Castellammare per 1-0, il gol di Ficarrotta. Infine lo 0-0 che sta maturando al Gurrera tra Unitas Sciacca e Fulgatore. Qui calcio di punizione per il Geraci, guadagnato da Giovagnoli, che si è fatto un po' male da quanto sembra. A bordo campo le riserve di entrambe le squadre si scaldano per eventuali cambi da parte di Mirto lato Geraci e Giannusa lato Athletic. In realtà non è calcio di punizione, ma è pallone consegnato all'Athletic, che adesso riparte con Giuliano. Athletic chiamato alla riscossa in questa ripresa, ma riparte il Geraci in velocità. Rudonia gira, pallone per Guadagnoli, punta la porta, pallone che sorvola il palo alla sinistra di Iragone. Geraci che è alla ricerca della prima vittoria stagionale, Athletic che vorrebbe riscattare la prima sconfitta stagionale, quella della scorsa settimana in casa contro la Pro Favara per 3-2. Punizione Athletic, battuta affidata al solito Consiglio. Parte questo pallone molto largo, Punzi lo vuole sul mancino, chiusura di Cocco. Alla battuta della rimessa c'è Mustacciolo. Rimessa che sarà lunga. Mustacciolo, colpo di testa di Punzi, non verso la porta. Caronia appoggia per Mustacciolo vicino alla bandierina. Si va a conquistare il calcio d'angolo dopo il rimpallo ottenuto su Giovagnoli. Battuto adesso, ecco la proposta di Consiglio, pallone dietro, Birardi, alzata, l'appoggio di Gusso per Barbagallo.
Il Geraci si muove subito in proiezione offensiva, sale praticamente metà squadra, il calcio di punizione conquistato. Ammonito Mustacciolo per questo fallo su Bonamaison. È il primo giallo della partita. Ha pareggiato il Casteldaccia contro la Folgore, il gol di Monti, vantaggio Unitas Sciacca contro il Fulgatore, 1-0, il gol segnato da Balistreri. Quindi Casteldaccia 1, Folgore 1, Unitas Sciacca 1, Fulgatore 0. Qui la punizione per il Geraci. Giovagnoli lascia tutto a Panebianco, morbido in mezzo, colpo di testa a rischiare per l'Athletic con Giuliano. La giocata di Bonamaison sventagliata verso Giovagnoli, sistema contro Birardi, il passaggio però è per Mustacciolo. Manfredi, sponda dietro, Mendola. Caronia vuole trovare una soluzione al più presto. Birardi, ancora l'Athletic con Consiglio. Gianmarco Corsino, lancio lungo, Manfredi testa a cercare Graziano, allontana Gusso. Pallone profondo, Punzi irregolare il suo intervento. Ai danni di Guadagnoli. Pettenon, lancio lungo verso Rudonia, grande aggancio, sinistro in mezzo. Guadagnoli era già praticamente entrato in porta, ha anticipato la corsa nell'attaccare la profondità. Geraci che comunque resta avanti perché il pallone è stato buttato in fallo laterale. La rimessa a cercare la testa di Guadagnoli, allontana Mendola, trattenuta della maglia da parte di Manfredi su Gusso. E Gusso a commettere fallo qui secondo l'arbitro. Punizione già battuta per l'Athletic. Caronia, largo Birardi, Mendola 1-2, funziona, Birardi in mezzo, no, c'è Cocco, calcio d'angolo. Batte Angelo Caronia, pallone sul secondo palo, allontana Rudonia, di controbalzo Birardi. Ha pareggiato il Fulgatore a Sciacca, il gol di Stabile, 1-1. Trattenuta su Guadagnoli, sul fallo secondo l'arbitro, la prende di testa Manfredi. Bressan su Pettenon, Cocco spinge
troppo spinto da Amendola, anche qui tutto ok, Bressan allontana, Pettenon a spazzare nella zona di Corsino, aggredito da Guadagnali, sale ancora Corsino, il passaggio dietro. Vai Pina, vai, vai! Il cross di Mendola, Bressan di testa, pareggio della Mazzara 46 sulla Nissa, il gol di Yamé in risposta al vantaggio in seno di Agodiak. Mendola attaccato da Coco, Mendola in mezzo, non c'è Manfred con il tapine verso la porta, ma c'era posizione di fuorigioco. Il rinvio potente di Barbagallo soltanto per l'estetica, dato che butta il pallone fuori. Rudonia se la allunga, approfitta dello scivolamento di Giuliano, c'è il fuorigioco però su Guadagnoli. Bandierina dell'assistente arbitrale che si è alzata immediatamente nel momento in cui è stato servito Guadagnoli. Mendola, Birardi, regalo per Lopizio. Retropassaggio rischioso, pane bianco, Graziano l'ultimo a toccarla. Altra trattenuta, lato Athletic, contrasto di gioco. Caronia fermato anche qui senza fallo da Coco, sempre Gerazzi con tanti uomini a salire, che filtrante invitante per Rudonia, la risolve Punzi. Recuperi importanti nel corso di questa partita da parte sua ma anche di Gianmarco Corsino. Dall'altro lato nel Geraci, Bressan e Gusso. Con Lopizio a fare ottima figura praticamente tutto il reparto difensivo del Geraci. Bressan anticipa il suo portiere poi a tempo comunque per spazzarla in fallo laterale. Ed è pronto il primo cambio del pomeriggio. Entra Mercanti, soluzione offensiva per Giannusa. Esce Caronia. Primo cambio dunque nell'Athletic, uscito Caronia per lasciare spazio a Mercanti, che va praticamente a prendere la stessa posizione di Caronia. Non cambia nulla dal punto di vista tattico. Giuliano, Birardi scambia con il nuovo entrato Mercanti, un stacciolo, lancio profondo, bello, verso Graziano, pallone per Barbagallo. Giovagnoli attaccato da Birardi, calcio di punizione.
Si rialza Giovagnoli, subito titolare nello scacchiere di Mirto, dovuto saltare per infortunio alle prime partite della stagione, ormai recuperato al 100%, abbastanza importante per questa squadra. Mercanti verso Mendola, prima Bressan, tocca Mendola, ancora Mendola, Bressan, Coco dietro, spazza lo Pizzo verso Guadagnoli, con il petto la vuole gestire, pallone per l'Athletic, Punzi vuole creare la squadra di Giannusa, Guadagnoli, Corsino lo aggira, passaggio per Giovagnoli, si libera dell'avversario, poi allarga, Panebianco, mette basso in mezzo, Guadagnoli scivola nel momento del tiro, e altra opportunità per il Geraci. È notevole l'entusiasmo del Santissima Trinità. Bressan, ennesimo colpo di testa del pomeriggio. Birardi, insiste l'Athletic. Mercanti, Consiglio. Graziano si libera di Bonamaison, non può calciare, e allora Corsino, cross, ribattuto da Panebianco verso Guadagnoli che protegge con il fisico, si mette davanti il pallone, poi subisce fallo, si prende il calcio di punizione. È il momento per Mario Alberto Santana nell'Athletic Palermo. Esce Consiglio. Entra Mario Alberto Santana, dai professionisti a giocare nel campo di un paesino nelle Madonie di 1500 abitanti all'età di 41 anni. Storica stella del Palermo, a dare una mano all'Athletic in eccellenza. Fermato proprio Santana, subisce fallo l'argentino. Corsino batte la punizione, era andato a saltare l'Athletic, nessun fallo qui. Santana a profondità, Bressan ad allontanare Panebianco, Guadagnoli contro Mendola, il recupero dell'Athletic, Giuliano profondo, Bressan sempre lui, poi l'intervento di Giovagnoli regolare secondo l'arbitro su Giuliano, cade Giovagnoli e lui stavolta a subire fallo da parte di Mendola. Tanti contrasti di questo tipo, sì, fischiati dall'arbitro, ma non con anche l'uso del cartellino, tranne nell'occasione in cui è stato ammonito Mustacciolo. Batte Giovagnoli, scambia con Pettenon, ancora Giovagnoli dietro per lo Pizzo, attimo di suspense nel suo passaggio, di tensione. Gusso verso Coco, colpo di testa dietro per Giovagnoli,
cross in mezzo, colpo di testa di Corsino, molto in profondità in questo pallone. Calcio d'angolo per i Madoniti, va a battere Bonamaison. Verso il primo pallone che scorre, Rudonia vicino al colpo verso la porta, ma il possesso rimane per il Geraci. Coco se la allunga, propone in mezzo, non trova la porta Brescian. Corsino ferma il pallone, stava uscendo fuori. Punzi, Birardi, Giuliano, viaggia il pallone, Mercanti la prende lui, sempre di più verso l'esterno, ancora Mercanti, cross, Barbagallo con il pugno, arriva Mendola, il controllo, poi la controlla con il braccio, cerca il calcio d'angolo, cerca il traversone. C'era stata la segnalazione delle guardalinee e comunque calcio di punizione per il Geraci. Di testa Guadagnoli per la corsa di Rudonia, entra in area Rudonia potente sul fondo. Santana contro Pane Bianco, si prende la punizione Mario Alberto Santana. Birardi ha chiesto subito palla a Mercanti, lungo la fascia, Lopizzo copre, chiude. Ancora l'Athletic, Birardi, passaggio per Mustacciolo, si libera sì di Bonamaison, ma non c'è nessuno a prendere il suo pallone. Guadagnoli non la prende per pochissimo. Mercanti, Mendola fermato da Coco, nessuna rimessa per il Geraci secondo l'arbitro. Allora Mustacciolo gira, pallone che colpisce Guadagnoli, Pettenon, Veronica di Pettenon, allarga tutto da Guadagnoli, limite, insiste nel tenersi il pallone, poi gira tutto da Bartolo Coco. Pettenon, c'è un tocco, Giovagnoli non calcia verso la porta, Santana a recuperare. Graziano in mezzo a due, c'è il passaggio per Santana, lancio profondo, raso a terra verso Manfredi, la presa di Barbagallo. Folgore Castelvetrano di nuovo in vantaggio a Casteldazzo, il gol di Bottari, 2-1 al Fiorilli.
Mendola si accorge di essere solo, Mercanti, scambio tra i due, Mendola avanti verso Manfrè, sia chiuso dagli avversari che un po' indietro, impossibilitato ad attaccare lo spazio, e l'Athletic ha pronto il terzo cambio nel frattempo. Ancora nessuna mossa per Gaetano Mirto, vicino alla terza Giannusa. Nel lancio di Graziano, profondo, Manfrè mette giù, contro Bressan, Manfrè sempre di più verso il centro, Mazzara in vantaggio, Misilmeri contro l'Aspro, il gol di Riccioli, il tiro di Birardi, super Barbagallo in calcio d'angolo. Grande occasione per l'Athletic. Il tiro di Birardi, classe 2006, l'impensierire Barbagallo, il cambio tra le fila dell'Athletic, esce Mustacciolo con il giallo addosso. Giannusa ovviamente non vuole rischiare. È entrato Pucci, che ha parlato subito con l'arbitro, forse per le modalità con le quali è stato effettuato il cambio. Angolo Athletic. La proposta bassa, allontana Lopizio, di testa proprio la nuova entrata Saul Pucci. Avanza Rudonia, fermato da Punzi, ma c'è Bonamaison che rimedia, gira tutto, spreca però questo pallone. Apprezza comunque Giovagnoli che era dall'altro lato. Cambio di gioco, scontro Corsino-Bonamaison. Alla meglio il centrocampista dell'Athletic. Santana fa correre Corsino, avanza ancora la squadra di Giannusa, pallone dentro, il colpo di testa dalla panchina, il pareggio di Mercanti, l'1-1 dell'Athletic Palermo con la mossa di Giannusa. Pareggia la squadra nero-rosa con Antonio Mercanti. Inserimento perfetto, il colpo di Mercanti a riportare tutto in parità. Cambio per Mirto, esce Guadagnoli, al suo posto Fernandez. Anche qui non cambia nulla dal punto di vista tattico, una punta per una punta. Adesso sarà un finale molto interessante, perché il Geraci vorrà continuare a produrre occasioni, dato che ha sfiorato anche di fare il raddoppio. L'Athletic ha avuto questa chance, l'ha sfruttata con il pareggio di Mercanti entrato dalla panchina. Birardi ha sfiorato anche lui il gol. Giovagnoli, spazio per salire, Bonamaison filtrante per Rudonia, deve mantenerlo in campo il pallone, non ci riesce, leggermente troppo lungo per lo sloveno. Corsino, Manfrè, il passaggio di Santana per Birardi, giù da Mercanti, apertura, si è trovato davanti Giovagnoli, poi scontro in
Casa Athletic, il recupero di Rudonia, lancio lungo, c'è Fernandes da solo, dall'altro lato il controllo del portoghese, Fernandes e il tiro! Fernandes, anche lui dalla panchina! Marcio Fernandes, Santissima Trinità, infestissima per lui. L'unica mossa di Mirto vincente. Adesso sarà arrabbiatissimo l'Athletic. Manca poco meno di un quarto d'ora. Fernandes, appoggio per Rudonia. Sono loro due a comporre l'attacco adesso nel Geraci. La squadra di Mirto allarga il pallone sulla destra. Coco gira tutto. Fernandes sponda di testa all'indietro. C'è il tiro al volo di Bonamaison. Ragone si distende. Pane Bianco, sale lui. Il tiro di Pane Bianco deviato. Ragone. Geraci che non segnava 2 gol all'interno di una partita dal 4-4 contro la Super Giovane in Coppa, risultato che non è bastato per superare il turno, per andare agli ottavi. Fallo su Santana, calcio di punizione. Due in barriera, batte Mario Alberto Santana. (3-0) del Marineo sulla Super Giovane Castelbuono, il gol di D'Agostino. La battuta della punizione allontana Rudonia di testa. Continua a provarci l'Athletic. Il recupero di Giovagnoli. Fernandes, sono in 4 a salire. Pallone per Rudonia. Ragone uscito. Ragone uscito. Cambio nelle Geraci. Entra Gonzalez. Al posto di Rudonia, che ha appena segnato e si va a prendere la standing ovation della Trinità.
il secondo cambio dopo quello appunto di Fernandez. 3-1 Athletic che rischia la seconda sconfitta stagionale, la seconda di fila. Sulla carta quella contro la Pro Favara ci poteva stare, forse anche meno contro l'ultima in classifica. Geraci che dall'altro lato sta trovando i frutti del lavoro a riscattare la sfortuna di inizio stagione, ma non è ancora finita. Mancano 10 minuti più recupero, anche se il Geraci sembra non fermarsi. Corsino, Birardi non la prende Giovagnoli, avanza sempre in contropiede la squadra di Mirto. Giovagnoli è un po' chiuso, non evita Graziano, poi i due si scontrano. Solamente rimessa per l'Athletic Palermo. Santana non riesce nella giocata speciale per pochissimo. Il pallone adesso di Bonamaison, non lo mantiene in campo con mezza panchina dell'Athletic che è saltata in aria. Dubbio contrasto qui ai danni di Giovagnoli. Cambio pronto nell'Athletic, vicino all'ingresso per Nicolò Corsino. Che ha preso il posto di Gianmarco Corsino. Cercato Fernandez. Riparte l'Athletic. Punzi, lancio profondo, l'aggancia Cocco. È un regalo però. Per il nuovo entrato all'Aimo. Prova ad andare Bonamaison, è un lancio lungo per Fernandez e Sciragone. Intervento falloso su Giovagnoli. Il Geraci chiede il cartellino. Viene chiesto un po' l'aiuto della panchina per soccorrere Nicolas Giovagnoli. Pronto un cambio nel Geraci. Si rialza nel frattempo Giovagnoli, che subito il fallo.
entra Cardin, esce Pane Bianco. Rientra dopo lo stop Ramiro Cardin. Giovagnoli dunque rimane in campo, aspetta soltanto l'ok dell'arbitro per rientrare. Fernandes lo aveva servito credendo che fosse regolarmente in campo, in realtà ancora no. Adesso tutto a posto. Pettenon, Gonzalez, Unitas Shak in vantaggio 2-1 contro il fulgatore del gol di Iraci. Nuovo vantaggio per gli agrigentini. Qui l'Athletic recupera il possesso. Pettenon si mette davanti a Louis Manfred. C'è la rimessa laterale. Gonzalez allarga Coco, cross in mezzo, pallone ricevuto da Giovagnoli. Il tiro di Gonzalez, Ragone in calcio d'angolo. Battuto corto questo calcio d'angolo con Bonamaison che sbetta in mezzo a due, cross basso, Ragone. Bonamaison stavolta va al cross verso Fernandes, allontana Punzi, duello aereo. Fernandes con il corpo difende, ce l'ha sul destro, tiro sporcato, il calcio d'angolo. Insiste la squadra di Mirto, a prescindere dal risultato, sempre allo stesso modo. Sei di recupero, si giocherà ancora per un'infinità. Pallone sul primo, Ragone si è disteso nel levarlo via. Gonzalez la va a toccare Pucci, Santana, pallone che arriva a Pucci che gira in difesa. Spazio per Mercanti, non può andare Birardi, fermato Pettenon verso Fernandes, sempre tanto spazio per il Geraci con l'Athletic costretto a rientrare. Fernandes in mezzo, pallone verso Coco che non ha spinto in porta. Ancora Coco, giù Bonamaison, Gonzalez allarga da Giovagnoli. Rimessa l'Athletic con Mirto che stava quasi andando ad aggredire il guardalinee. Pro Favara avanti 3-1 sul Castellammare. Nel frattempo occhio al lancio lungo, Barbagallo leggermente fuori dai pali, è rientrato in tempo. A proposito di tempo, siamo dentro il recupero, l'arbitro ha dato 6 minuti. Bonamaison, apertura verso Fernandes, si sta divertendo oggi il portoghese,
l'ultima volta in cui il Geraci, prima di questa stagione, in cui è stato nella massima categoria regionale. A questo punto diventano forse anche superflui i 6 di recupero, nuovo cambio per Mirto con l'ingresso in campo del classe 2006 Balzano. Esce Bonamaison, l'autore del primo dei 4 gol del Geraci. Geraci a questo punto vicinissimo a conquistare la prima vittoria stagionale. L'ultima volta che il Geraci ha vinto una partita è stato lo scorso anno, il 6-1 contro la Gorgonia Delia in promozione. Fu l'ultima di campionato. Athletic Palermo invece che torna a perdere in trasferta dopo quel 2-0 in casa dell'Acragas. L'ultima di campionato lo scorso anno si chiamava ancora Resuttana San Lorenzo. L'allenatore era sempre Vincenzo Giannusa. Quinto e ultimo cambio per il Geraci, esce Giovagnoli, entra Sapienza. Vai Salvo, vai, hai visto? Applausi anche per Nicolas Giovagnoli. Dentro Oscar Sapienza, colombiano. Si riparte da una rimessa laterale battuta da Birardi, allontana Pettenone, ancora Birardi verso Manfrea, gancio in aria, Barbagallo, era tutto regolare secondo l'arbitro, nessun fuorigioco. Barbagallo guarda Sapienza, il pallone arriva però prima a Gonzales, adesso girato per il nuovo entrato in casa Geraci, spintonato da Mercanti. Si continua ancora Sapienza, vuole segnare anche lui in questo pomeriggio, occhio alla gamba tesa di Punzi che stava per dare un calcio abbastanza grave a Sapienza, praticamente in faccia. Sapienza è rimasto giù. Arbitro che va a dare un'occhiata alla situazione su Oscar Sapienza. Interviene lo staff medico del Geraci. È finita a Casteldaccia la vittoria esterna della Folgore Castelvetrano, 2-1. I gol di Altieri e Bottari contro il pareggio momentaneo di Monti. Tensioni a bordo campo tra le due panchine. Parlano Gaetano Mirto, che è un membro dello staff del tecnico Giannusa dell'Athletic, e proprio Giampiero Clemente, il direttore sportivo, il miglior marcatore di tutti i tempi della storia del Benevento. Siamo oltre il tempo di recupero, quasi dentro il 98esimo di gioco. Possesso Athletic con la giocata di Pucci.
non si Il 4-1 del Geraci all'Atletico Palermo è tutto dalla Santissima Trinità di Geraci Siculo. Geraci che tornerà in campo sabato prossimo nelle calda del Castellammare. Giocherà tantissimo la squadra di Tirso, Atletico Palermo che invece sfiderà in casa il Mazzara 46. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.